Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale secondo con Di Natà che va a condurre. Veloce su Eva Kent F che parte bene a sua volta e va direttamente in schiena. 8, Epica Daghi, Tanto la squalifica per Epica Daghi, gruppo già molto sgranato sulla prima curva con il vantaggio di Natà nei confronti di Eva Kent F. 3 lunghezze abbondanti al passaggio davanti alle tribune. In terza posizione vediamo Chanel DVS che precede Nandoan Greghi, via via gli altri capeggiati dai due penalizzati, vale a dire Carpe Diem Cole e Emily Pan. Cavalli che completano i primi 600 metri di gara nell'ordine del 46 abbondante e c'è la mossa a questo punto di Eva Kent F che va, chiede e ottiene strada da Di Natà dopo 750 metri e leader. Completamento del primo mezzo miglio 1:1:9 con Eva Kent che è passata in vantaggio nei confronti di Natà. Completamento del chilometro, intanto 1:17:3 per i primi 1000 metri di gara, andatura quindi abbastanza sostenuta, mentre all'esterno cercano di farsi luce Chanel DVS e quindi Emily Pan che ha anticipato Carpe Diem Cole. Mancano 800 metri alla conclusione, il parziale ora in 15:1 secco davanti alle tribune con Emily Pan che cerca la terza ruota perché Chanel non la porta da nessuna parte e anche Carpe Diem viene via dalle posizioni di coda. Scatta Emily Pan a 750 dall'arrivo insieme a Carpe Diem Cole. I due vanno su Eva Kent F che cerca di ribattere. Eva Kent è sopravanzata però da Emily Pan che è in vantaggio a 400 dalla conclusione. Su Emily Pan si proietta ora Carpe Diem Cole, cavalli a 350 dall'arrivo. Ha preso il comando Emily Pan, Carpe Diem Cole aggressivo al suo esterno. Completamento della curva con Emily Pan che entra in vantaggio addirittura. Ci prova ancora Carpe Diem Cole, poi a centropista c'è lo scatto di Nandoan Greghi che nel finale passa e vince nei confronti di Emily Pan che dovrebbe essere ancora seconda nei confronti di Carpe Diem Cole. Nandoan Greghi dunque con Luigi Starace viene a vincere di spunto con un bel affondo finale, vedete, riesce a superare i due penalizzati. Emily Pan lungo la corda e Carpe Diem Cole all'esterno, passa in tromba e Nandoan Greghi. Luigi Starace per conto di Gennaro Pacileo e la proprietà dello stesso Luigi Starace.